Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, grazie della collaborazione all'FNP CISL del Veneto, e quest'oggi parliamo di un argomento che dovete seguire assolutamente, ma per fortuna ci sono le sedi dell'FNP CISL che possono darvi una mano, perché parleremo di SPID, di CIE, di CNS, li confronteremo e sapete che sono degli elementi spinosi ma molto importanti ed estremamente utili. Richiedono delle password, richiedono un minimo di dimestichezza, poi si impara, è anche abbastanza agevole e semplice, però non per tutti è così. E allora c'è un processo di digitalizzazione e con l'FNP CISL faremo passo dopo passo anche noi questo procedimento di avanguardia. Ben ritrovato Francesco Bisognano del Dipartimento Previdenza FNP CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie, buona giornata. Ben arrivato Felice Tassetto, collaboratore FNP CISL del Veneto, grazie anche a lei. Grazie e buona giornata. Tra l'altro c'è il 3 di agosto che segna un momento importante, uno spartiacque, lo ribadiamo, dal 3 agosto bisognerà avere non più la carta d'identità cartacea ma quella in plastica piccolina, la schedina, quindi tutto digitalizzato, giusto? Sì, come un bancomat. Come un bancomat. Quindi cosa bisogna fare? Ricordiamo a chi ci segue. Quelli che ancora non si sono attivati devono correre presso i propri comuni perché bisogna farne richiesta con tutta una serie di, come devo dire, di dati e di stare attenti perché non è che faccio la richiesta e me la danno, ma bisogna fornire un numero di cellulare, bisogna fornire la propria mail, bisogna fare tutta una serie di atti. È come un rinnovo della carta d'identità. È come un rinnovo. Quindi la foto? E la foto digitalizzata, una foto chiara, perché la foto verrà stampata in forma indelebile su questa carta e diventerà come la vecchia carta d'identità lo strumento di accesso e di identificazione per tutti quelli che sono gli atti con la pubblica amministrazione. Quindi come il tesserino sanitario? Sì, come un tesserino sanitario. Quindi importantissimo. Allora, cosa succede? Succede che l'erogazione di questo strumento nuovo, perché è uno strumento per lavorare poi con la pubblica amministrazione, non richiede molto tempo per essere rilasciato. Quello che poi invece è il processo di attivazione che deve essere fatto è un processo che ha tutta una serie di passaggi che devono in qualche maniera essere spiegati alle persone, e le persone bisogna guidarle a fare questo tipo di percorso, perché poi quello strumento sarà quello che a loro permetterà di avere tantissime informazioni per quanto riguarda l'INPS da un lato, per quanto riguarda il il fascicolo sanitario elettronico regionale in cui ci saranno tutti i dati della persona, si possono accedere ad avere i propri esami presi sul fascicolo oppure fare le prenotazioni col proprio fascicolo, entrare in agenzia delle entrate, cioè entrare in tutti quei gangli della pubblica amministrazione che alla fine del PNRR, dei progetti del PNRR che hanno messo in atto per la digitalizzazione dei propri servizi, saranno lo strumento per il cittadino per usufruire di quello che è il servizio che poi richiederà. Tecnicamente, chiedo anche a lei, sarebbe necessario abbinarci uno smartphone? È necessario lo smartphone per alcune operatività, per altre si può fare con il computer, però diciamo che la cosa più semplice è anche lo smartphone, è la cosa più semplice, anche perché una volta attivata si fa prima. Insomma. Certo, ma allora qua io chiedo a voi sindacato, è democratico questo, perché lo smartphone non ti viene regalato, sì, può essere che il nipote te lo regali, però comunque ha una sua gestione, è abbastanza, per chi lo usa sempre per lavoro è semplice, ma per le persone che magari ci seguono, che voi seguite, che hanno over, non è così immediato, diventa imitativo, prima magari chiedo a lei, dopo Può andare bene anche il famoso telefono a tasti, diciamo, quello normalissimo, va bene anche quello, importante è che la gente che lo usa capisca la maniera giusta per usarlo, nel senso che ci sono delle semplici operazioni che però bisogna seguire. Quindi, anche per i telefoni, diciamo, quelli normali, non smartphone. Certo, per cui la digitalizzazione è un passaggio obbligato.
La digitalizzazione è un passaggio obbligato e, come diceva il collega, basta anche un Brondi, quello che si pubblicizza perché le persone più anziane possono usarlo, perché poi i sistemi con cui usare, in questo caso la carta d'identità elettronica, perché la cosa principale, quello che entro agosto bisogna avere tutti, sono diversi. Si possono usare i computer, si può usare lo smartphone, si possono usare con tutti gli strumenti che un'organizzazione, per esempio, come la nostra può mettere a disposizione, che sono i lettori di questa carta che permettono poi di fare quei passaggi utili per queste persone. Io faccio solo l'esempio di questi giorni. INPS ha comunicato che contatterà, per coloro i quali si sono accreditati sul sito, tutti quelli che secondo una ricerca fatta con l'intelligenza artificiale in INPS, per loro hanno un'evidenza di poter avere diritto all'assegno sociale o all'integrazione sulla propria pensione, per cui manderà un messaggio in cui li avviserà che possono entrare nel sito INPS e andare a verificare se la loro posizione è quella che ritengono giusta, per cui avere diritto all'assegno sociale, avere diritto a una integrazione al minimo, e per fare questo con la propria carta d'identità elettronica, usando il computer, usando l'app sul cellulare o usando il lettore di smart card, si possono fare questo tipo di accessi. E allora noi ci mettiamo a disposizione proprio per questa consulenza, che è molto specifica, tecnica da una parte e poi dall'altro lato anche, come devo dire, consulenziale per quanto riguarda le prestazioni a cui si può accedere. Inclusione sociale. Bravissimo. Questo è un elemento fondamentale, perché sì. a questo punto prima si parlava dello SPID, che vabbè, lasciamo perdere, via mal di te. No, perché effettivamente uno SPID che ha scadenza, perché non lo usi, mi sembra una cosa un po', vabbè. Adesso siamo passati al CIE, che anche questo, l'attivazione è semplice per carità, ma non è così intuitiva, non è così facile. Allora, chiedo a lei. Allora, noi vogliamo essere il ponte ponte fra gli anziani e questa nuova digitalizzazione, diciamo, no? Siamo per supportarli nel territorio, stiamo formando dei nostri collaboratori apposta per queste cose, perché sembra semplice per un anziano fare questo tipo di operazioni, però meglio se è seguito da qualcuno. Per quello noi ci mettiamo a disposizione e vorremmo essere per loro un punto di riferimento per queste cose, proprio perché vediamo che c'è questa necessità nel territorio. Abbiamo appunto messo in piedi questa formazione, questo modo appunto per essere proprio più vicino, essere ponte con gli anziani. Quindi non aver paura e venire agli sportelli tranquillamente. Chi ci segue dirà: ma devo pagare, devo iscrivermi al sindacato, come funziona? Allora, noi siamo al servizio delle persone che vengono a trovarci. Nel momento in cui le persone vengono da noi, rispetto alla qualità delle cose che noi possiamo mettere a disposizione, della consulenza che noi mettiamo a disposizione, solo loro che scelgono se aderire alla nostra organizzazione e farsi seguire da noi in tutti quelli che sono questo tipo di percorso. Però la messa a disposizione, aiutarli a fare questo tipo di passaggio, noi lo facciamo senza nessun tipo di problema. E quindi non esitate, perché lo SPID, il CIE, il CNS, che adesso ci spiegherete che cosa sono, a volte risultano indispensabili. Allora, partiamo dallo SPID famoso. Se non sbaglio, a pagamento adesso? Allora, perché la CIE diventa lo strumento principale? Perché è fornito dallo Stato, Ministero dell'Interno, e il nostro cartellino di identità digitale sostituisce lo SPID, che da quest'anno è a pagamento. Cioè lo Stato non garantisce più la sovvenzione a tutte quelle società che avevano messo in funzione lo SPID, perché entrando in funzione la carta di identità elettronica, chi vuole può continuare con lo SPID e continuare a pagarselo. Poi ci sono diverse società che hanno stabilito prezzi diversi, dalle poste alle grandi società, però con la carta di identità elettronica hanno uno strumento che è perfettamente gratuito, così come con la CNS, che sarebbe
il tesserino sanitario, con cui anche con quello si può accedere, però quello è un po' più complicato, ancora? Sì, è più difficile, perché lì c'è proprio bisogno di un lettore di smart card per poterlo usare liberamente il cittadino a casa, mentre il cittadino a casa con l'app sullo smartphone o con il computer può accedere tranquillamente. Per cui sono 3 sistemi di cui sinceramente la CIE è quella più semplice da usare, gratuita, e che sostituendo la carta d'identità elettronica diventa anche lo strumento di riconoscimento che ogni cittadino aveva dentro il portamonete da poter tirare ogni volta che gli veniva chiesto. Con questa nuova carta d'identità elettronica, le persone, stiamo parlando di persone anziane, di persone con difficoltà, che non avessero con sé lo smartphone, non hanno questa facilità ad usarlo, possono eventualmente darla fisicamente allo sportello per fare tutte le operazioni, cioè consegnarla a qualcuno, faccia lei, oppure c'è un percorso? Possono, firmando un apposito delega di privacy o di delega per fare questo tipo di... devono essere fatte le cose fatte bene. Però volevo riallacciarmi alla differenza SPID-CIE. Allora, lo SPID è un programma all'interno dei telefoni, all'interno degli smartphone, mentre la CIE è fisica. La differenza è quella. La CIE, la carta d'identità elettronica, all'interno ha un discorso di impronte digitali, che sono difficilmente è molto più sicura. A livello mondiale è una delle più sicure carte che possa esistere. La crittografia a blocchi è statunitense, diciamo, a livello mondiale è una delle migliori crittografie al mondo, è difficilissima, solo le pubbliche amministrazioni o le frontiere possono andare a vedere le impronte digitali o alcuni dati sensibili o certificati all'interno del chip o della CIE. Chiaro. Mentre con lo SPID prima era un po' più, diciamo, facile magari elettronicamente entrare nelle cose, molto più. Ce l'hai in mano fisica, no? Per cui la cosa è fisica, ce l'hai in mano, finché ce l'hai tu. Quindi attenzione a non perdere questo benedetto documento, perché ha un suo contenuto importante, forse anche più, perché mentre prima... Sì, non solo, però c'è anche un'altra facilitazione. Siccome ci sono anche lì codici di accesso che vengono forniti sia nella prima fase quando si va in comune, sia quelli che ritornano come Ministero dell'Interno, dovessero essere smarriti, basta riandare in comune. Cioè non c'è più bisogno di fare tutti quei percorsi come doveva essere con lo SPID, dover contattare le poste, queste società, andare in crisi perché si perdevano i codici di accesso e tutto si bloccava e non si riusciva a fare niente. Basta andare in comune e si rinnova, così come si può fare anche con i propri strumenti, con il computer oppure con l'app sul cellulare, però c'è anche il comune fisicamente è lì dove la persona può andare e fare quello che prima doveva andare a fare con una società, come diceva Felice, era tutta informatica, dovevi avere il computer e dovevi scrivere all'ente poste, la mail all'ente poste ti doveva rispondere. Ecco, la CIE è molto più semplice, difficile in qualche maniera da usare per le persone anziane, ma con i servizi che noi possiamo mettere a disposizione come FNP CISL su tutto il territorio regionale, più agevole. Sicuramente sì, avremo dei colleghi che saranno in grado di aiutare perfettamente le persone. Allora, cosa ravvedete voi come contro, quindi come difficoltà? È questa digitalizzazione, no? È la difficoltà per gli anziani, questa è la difficoltà che hanno, proprio nelle procedure e in tutta questa burocrazia che li obbliga ad avvicinarsi a questo mondo, diciamo, no? E noi siamo proprio per supportarli, perché vediamo questa necessità, vediamo le difficoltà quotidianamente del pensionato, dell'anziano, per 100.000 cose, anche per un zero code, che è il famoso programma per superare gli appuntamenti per gli esami oppure per qualcosa di sanità, capito? Cioè, per cui queste cose qua diventano pesanti. Sì. Allora, torniamo su questi temi, sono molto, come dicevo, importanti, perché effettivamente ci sono dei corsi di digitalizzazione, questo è l'altro aspetto. Seguiteci tra poco dopo la pubblicità.
Eccoci sempre con i nostri ospiti, Francesco Bisognano e Felice Tassetto. Stiamo parlando di digitalizzazione, di informare ed essere informati, di farsi anche aiutare. E nell'aiuto per passare a questa fase estremamente digitale, che avverrà obbligatoriamente per tutti dal 3 agosto con la carta d'identità elettronica, che fisicamente cambia, proprio non è più quella cartacea, ci sarà un altro passaggio importante, perché voi aiuterete le persone a capire, attivare insomma il CIE, giusto? Sì. E poi? Sì, aiuteremo le persone perché nei nostri recapiti in tutto il territorio regionale noi stiamo dotando le nostre strutture dei cosiddetti lettori di smart card, che sono quei lettori che collegati al computer, appoggiando la carta d'identità elettronica, permettono con i codici che le persone hanno gli accessi poi ai servizi che gli vengono richiesti dalla pubblica amministrazione. Io la racconto facile perché una volta che comunque entri in questo meccanismo diventa una cosa semplice per chi la usa, però immagino una persona anziana che si vede arrivare una lettera da qualche pubblica amministrazione, un contatto che gli arriva sul cellulare che ha lasciato quando si è accreditato presso l'INPS, non sa più come venirne fuori. E se non ha figli, nipoti disponibili e anche molte volte sono i figli e i nipoti che comunque vengono a chiederci quella consulenza specializzata rispetto al motivo per cui la persona ha ricevuto una notifica, e con quel tipo di sistema si può scaricare pure il famoso send, cioè le comunicazioni della pubblica amministrazione che non mandano più le raccomandate cartacee, ma comunicano sull'app IO, come devo dire, tutte le notifiche che vengono fuori dalla pubblica amministrazione. Con questi strumenti noi possiamo aiutare le persone a poterle trasformare in un documento cartaceo, cioè accedere, tirarlo giù, stamparlo e metterglielo a disposizione. Certo, ma come fa una persona per esempio a sapere quello che diceva che gli è arrivata una comunicazione, cioè ti viene notificato qualcosa? Sullo smartphone più che altro, chi ha lo smartphone, altrimenti arriva, è un po' difficile. E questo è uno dei problemi che gli anziani toccano con mano proprio. C'è questo servizio elettronico di notifica digitale, famoso SEND, nella quale arrivano le notifiche dell'amministrazione pubblica. Ad esempio, arriva una multa, la multa arriva sul SEND. Ma come si fa a sapere? Cioè, ti arriva un messaggio, un SMS o un messaggio. Qualcosa arriva, insomma, collegato a questa, ci sono segni di vita. Collegato a questa app ti arriva anche una mail, se hai registrato la mail, cioè ti arrivano delle notifiche, nelle quali però ti dicono entra e scaricati il modulo per il pagamento. Altrimenti una volta arrivava la raccomandata, c'era il modulo per il pagamento ed era tutto fatto. Adesso no, ti dicono vai là, devi scaricarti. Pensa, l'anziano ha 5 giorni di tempo per non incorrere nel sovrapprezzo della sanzione. Devi scaricarlo, capito? Scaricarlo vuol dire che devi acquisirlo. E scarichi il bollettino, diciamo, il metodo di pagamento dello stampa. Però qua siamo qua in una questione sindacale, etica. Allora, finché una persona lavora, un ufficio, un professionista, una cosa, a me penso anche, e succede, lavoratori molto manuali che a casa non necessariamente tutti hanno la stampante, quindi non parliamo dell'anziano che, voglio vedere il pensionato di 98 anni con la stampante a casa, mi viene da ridere, giusto? Sì. Oppure col computer, che non tutti hanno il computer, eccetera. Come fa a stamparsi o a visualizzare queste cose qui? È un pochettino, cioè mi sembra una cosa dove forse voi anche come sindacato dovreste far voce un po' più grossa per dire attenzione, finché non c'è un passaggio o se non vengono messe a disposizione gratuitamente delle stampanti, delle cose, non lo so, perché poi questi uffici non rispondono. Per ricevere queste cose la persona deve avere autorizzato i sistemi a mandargliela. Però molte volte però non lo sa neanche, perché in qualche comunicazione della pubblica amministrazione ha inserito i suoi dati, ha messo il suo cellulare, per cui è come se la pubblica amministrazione potesse colloquiare. È vero, noi in Italia siamo partiti molto tardi con la digitalizzazione, però con i finanziamenti del PNRR per poterli mettere a terra e ricevere i finanziamenti che sono stati stabiliti abbiamo dovuto correre. E entro giugno finiscono tutti i progetti. Quindi è un problema di scadenze. Io faccio solo l'esempio INPS. INPS
sui propri servizi ha oltre 100 progetti PNRR di digitalizzazione dei propri servizi che chiuderà entro il mese, per cui sono tutti strumenti che anche se non partono domani mattina però dopodomani partiranno. È tutto un sistema nuovo a cui la popolazione si dovrà abituare. Chi ne soffre di più? Ne soffrono di più le persone che purtroppo con la digitalizzazione hanno poco a che fare ed è nato ed è frutto della corsa che comunque come nazione abbiamo dovuto fare per poterci adeguare a questa nuova realtà. Certo. E allora noi cosa possiamo fare in questo? Ci mettiamo a disposizione per quanto ci è possibile, addestrando i nostri operatori a far sì di non lasciare solo queste persone, perché in effetti si troverebbero a non sapere come fare. Perché il problema è che poi queste entità della pubblica amministrazione non rispondono al telefono tante volte, giusto? Bravissimo. Non rispondono più. Risulta difficile. Sì, risulta difficile il contatto, tantissime volte. Quindi. E noi come Federazione dei Pensionati abbiamo cercato di andare verso questa direzione di supporto a questi anziani, formando anche all'interno i nostri operatori come me, ad esempio, per percorsi di facilitazione digitale, percorsi proprio di aggiornamento specifici, proprio per andare incontro a queste cose qua. Perfetto. Questo è importante. Sì. Abbiamo visto lungo, si può dire ancora un paio d'anni fa, però questa è la cosa importante. Per dare 2 o 3 istruzioni per l'uso, chi magari si trova anche in difficoltà a muoversi per andare presso una sede del sindacato, ha difficoltà, ci sta seguendo, come si fa ad attivare con la nuova carta d'identità poi il CIE? Allora, per quanto riguarda i recapiti, noi abbiamo recapiti quasi in tutte le strutture distribuite sul territorio e ci sono sui territori tutti i numeri di telefono da contattare. Certo. Per poter avere degli appuntamenti specifici, per poter avere questo tipo di Ma servizio. Chi non può muoversi? Chi non può muoversi deve per forza avere qualcuno che lo aiuta, oppure deve contattare un numero verde della pubblica amministrazione del Ministero dell'Interno che dovrebbe guidarlo tramite telefono, però se la persona è in possesso di computer, ad attivare la propria carta d'identità elettronica. Capisce bene che è un qualcosa che ancora non abbiamo visto come funzionerà e se avrà in qualche maniera modo di poter essere veramente usufruita da queste persone. Quello che noi sappiamo oggi è che abbiamo tante persone che si rivolgono a noi proprio perché lo strumento ormai ce l'hanno in mano, sanno che entro agosto devono averlo tutti a disposizione e chi ha bisogno viene da noi. L'esempio più eclatante, visto che noi ci occupiamo di pensionati, era il discorso del contatto fisico o del sentire una persona. Se io oggi chiamo INPS di Padova, io non mi risponde l'INPS di Padova, mi risponde un call center centrale. L'INPS di Padova non ha più un telefono dedicato alla popolazione della provincia di Padova. Sì. C'è un centro che risponde e poi transita eventualmente la richiesta di servizio tramite una consulenza specializzata all'ufficio che a Padova riceverà, quando verrà dato l'appuntamento, la prenotazione alla persona. Ecco, tutte queste cose sono le difficoltà che comunque non sono poche, agiscono sulla classe sociale di cui noi cerchiamo in qualche maniera di occuparci. Certo. Che consiglio si sente di dare? Allora, a parte chi può venire fisicamente. Certo. Allora, per la mobilità noi siamo in contatto con i vari servizi sociali nei comuni, con le associazioni dei comuni. La nostra associazione, ad esempio l'Anteas nostra, fa servizi di trasporto anche nelle zone, in quasi tutte le zone, per cui se l'anziano ha bisogno basta che ci contatti in qualche maniera, la soluzione si trova quasi sempre, insomma, eccetto casi eccezionali, però la soluzione si trova, vogliamo trovarla e la troviamo, insomma, proprio per andare vicino. Il consiglio che do è: veniteci a trovare e abbiate fiducia di noi. Ma se l'anziano ha un figlio o un nipote, può delegare tutto questo, anche il fare la carta d'identità? E quelli sono un po' dati sensibili, sarebbe sempre meglio che venisse il titolare. Proprio perché per la delega e per tutto, per firmare anche la nostra diciamo
privacy, anche le vostre cose. Sì, le nostre procedure, le nostre sicurezze, anche per essere sicuri, perché uno potrebbe, sa come il mondo oggi è proprio... Infatti, anche in comune. Per avere il rilascio bisogna andare fisicamente, perché bisogna rilasciare anche l'impronta digitale. Infatti c'è questo discorso dell'impronta digitale. Capisce che veramente ci sono Quindi bisogna che anche la persona si prenoti per tempo, si organizzi, ma dopo il 3 agosto, se un anziano non ha fatto nulla perché non è venuto a conoscenza, perché magari non tutti, cosa fa? Finora quello che si sa è che la regola è al 3 agosto finisce. Poi sì, non sappiamo. Probabilmente se penso in maniera positiva e di aiuto alla popolazione, bisognerà capire quanta gente ancora non è in possesso di questo tipo di documento. E allora le strutture, i comuni si devono attrezzare per poter far sì che anche queste persone, quelle che non si possono muovere, i comuni si attrezzeranno per andare ad aiutarli. A supportarli assolutamente. Sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo parlato della carta d'identità, però c'è anche il tesserino sanitario. Famosa. Anche questo ha dei poteri. Sì, anche questo qua. Si può usare come carta nazionale dei servizi con dei codici rilasciati dalla Regione Veneto. Codici quindi, anche qua, sì. Anche qui, ricordarsi. Bisogna richiederli. E poi vengono recapitati, metà al momento della richiesta e metà con una mail, e poi bisogna unificarli e fare le procedure. Quindi non è una cosa così immediata? No, anche questa non è immediata. Ma una volta fatta si chiuse, capito, sì, però questa ha assolutamente bisogno del lettorino. Cioè ci deve essere questa cosa? È questo apparecchietto che legge il chip, perché c'è questo famoso chip, come le carte di credito, sì. No? Questo famoso chip, no? Questo deve essere letto, perché all'interno c'è una certificazione all'interno che con i codici fa il controllo e si entra nella pubblica amministrazione. La carta questo CNE ha il valore di identificativo della persona o no? Il tesserino sanitario equivale alla carta d'identità? Fisico no, per l'accesso alla pubblica amministrazione sì. La differenza è questa, la carta d'identità CE elettronica alla foto ci sono tutti quelli che sono i dati identificativi, CNS ci sono i dati identificativi ma non c'è la presenza fisica, per cui per l'accesso si può usare, come lo SPID che non è una presenza fisica, sono tutti accessi digitali, ma la carta d'identità elettronica diventa anche uno strumento di riconoscimento della persona. Tutte queste cose possono essere fatte da qualsiasi terminale di computer? Sì. Quindi no, però bisogna installare i programmi. Cioè, lo Stato, il Ministero dell'Interno mette a disposizione 3 programmi, uno per i telefoni, uno per i computer e un altro che non ricordo, però adesso comunque sono 3 che vengono adoperati in base al tipo di attivazione, in base al tipo di sistema che si vuole adoperare in quel Quindi momento. anche questo voi aiutate? Sì. Ecco. Quindi siamo giunti al termine, io vi ringrazio entrambi. Non terrorizzatevi, non prendete paura per chi non ha dimestichezza per questi strumenti innovativi tecnologici, perché il percorso di digitalizzazione c'è, FNP, CISL c'è, vi aiuta, vi dà una mano a risolvere questo problema, ad attivare appunto il CIE, che a questo punto diventa fondamentale, ad poterlo utilizzare, ed eventualmente se uno deve utilizzarlo le prime volte chiamerà, si prenoterà lo sportello e lo farà fare da qualcuno. Insomma, questo è importante. Grazie ancora, buon lavoro, ne avete, e grazie a voi di averci seguito, a presto. Grazie.